La passione non è solo uno spettacolo per noi, è un qualcosa che abbiamo dentro. Chi non ha una fede o chi non crede, non è detto che non provi emozioni grandissime lo stesso. Le vivi con gli sguardi, con due lacrime che scappano giù di nascosto, che nessuno vede. Il nostro spettacolo è una rievocazione storica che ha per tema la passione, tutt'altro che una funzione religiosa. Ciononostante uno può essere credente, può essere praticante, può essere ateo, ma nel momento in cui impersoni un personaggio storico realmente esistito che ha comunque sofferto delle pene corporali, chi non ha una fede o chi non crede, non è detto che non provi emozioni grandissime lo stesso. Adesso Gesù si prepara per andare a finire in croce. Vai, pronti? Aspetta. La crocifissione seguita dalla deposizione è sempre stata una scena che riesce a trasmettere al pubblico dei momenti di importante tensione, importante emotività. La passione non è solo uno spettacolo per noi, è un qualcosa che abbiamo dentro. Sordevolo è un paese intero che si mette in gioco, siamo tutti volontari, ci siamo 1300 anni, 1350, dove più della metà è dentro l'organizzazione della passione. Probabilmente i sordevolesi hanno un gene in più degli altri per riuscire a organizzare una cosa del genere e mandarlo avanti più di 200 anni. Tra poco devo andare in croce, solo che coi tatuaggi non sta bene, quindi dobbiamo coprire tutta sto ambaradan. Fai Marco! A 5 anni la mia prima parte è stata Diavoletto e adesso siamo ritornati a 43 anni a fare Satana. I tecnici ci hanno microfonato e adesso andiamo a prepararci per l'ingresso trionfale. Io sono Monticone Alberto, sono sindaco di Sordevolo, recito anche e faccio il cavaliere, capo dei Romani, quindi faccio un po' il cattivo stasera, ma poi sono il primo a pentirmi. Nel corteo magari sento dire il sindaco, poi dopo no, sono cavaliere. Sembra una parrucca, ma in realtà è una parrucca. A te, da Erode, Cristo è rimandato. Guarda Pilato sentendo di morte. Sappi che lui l'ha molto dispregiato e vuole che questa insegna con lui fuori. Io mi chiamo Gianmarco Pidello e sono di Sordevolo, ho l'onore e la fortuna di interpretare il ruolo di Gesù. Questa è la mia 9ª edizione di Passione. Dal 2005 mi occupo dell'allestimento scenografico di tutta l'area dell'anfiteatro. L'arena ha tutto al suo interno una struttura di sostegno che viene progettata, calcolata e collaudata affinché non solo sostenga tutta la parte estetica, ma consenta il transito a attori, comparse, animali per tutta la durata dello spettacolo. A morte Pilato! Siamo morti! Siamo morti da Pilato! Si recita gli ultimi giorni di Gesù, dall'entrata in Gerusalemme fino alla sua risurrezione. Si condensa 3 giorni in 3 ore. Ci confondono molto per la Via Crucis. La Via Crucis è una cosa, gli altri è un teatro popolare che recita. A che siete venuti in questo luogo, armati e così forti, e che cercate? Cercando abbiamo Gesù Nazareno, che di malizia e frode e colmo è pieno!
Lei è Isa Bodone, una delle pietre storiche da sempre della Passione, è lei che organizza tutto quello che succede prima, durante e dopo la Passione. Erode, Pie, Madonna e Pie. Gli autografi do, pronti 2 minuti. 2 minuti, vedi. D'accordo. Ci sono microfoni, punto microfoni e punto vestiario, cambio di vestiti, cambio di scena. Là per esempio ci sono le imbragature per Giuda quando si impicca. Ognuno ha il suo personale perché ognuno è secondo com'è robusto, magro, quindi deve adattarsi perché sia ben messo perché cade da una pianta. 10 minuti mi impicco. Detta brutalmente, ho il mio monologo dove Giuda si pente di quello che fa, rende i denari e poi decide di uccidersi, impiccarsi. Così mi privo di mia vita lasso, dando l'anima e il corpo a Satana. Poi verranno tutti i diavoletti e Satana a prendermi e portarmi via ovviamente all'inferno. Si esce come dei moscerini, si vola da tutte le parti, non ci fermiamo mai, d'accordo? Si corre di destra e sinistra, dappertutto. Non è la star che fa la Passione di Sordevolo, tutti fanno la Passione, soprattutto e anche i volontari che non compaiono mai e che non vanno mai a prendersi gli applausi al termine della rappresentazione. Questa fotografia è quella del ciabattino del paese che ha costruito e realizzato centinaia di paia di sandali con opera di volontariato come tutti gli altri, dalla Trovarobe dietro le quinte alle sarte che fanno un lavoro encomiabile, ai truccatori. C'è un Gesù, si chiama Marco Caldi, lui vive e lavora a Bali e non si perderebbe la Passione per niente al mondo. Lo definiamo un miracolo sociale questo, perché un paese che collabora a un progetto in maniera unitaria è difficile da trovare. Volete il re lasciare dei giudei o Barabba? Vogliamo che Barabba lasciato sia e Gesù condannato a morte. Gesù, fammi bene per parte lassù nel tuo regno. Vai. Borderline, sono emozioni che sono difficili da raccontare, però le vivi con gli sguardi, con 2 lacrime che scappano giù di nascosto che nessuno vede. Spero vi siete divertiti anche voi.